Eccoci qua anche oggi. C'è un detto che recita: di necessità si fa virtù, ed è quella per la quale il nostro ospite Marco Sabadin, noto fotografo veneziano con esperienze di fotoreporter, fotogiornalismo, ha messo in pista questo libro, un volume pregevole, Sguardi di pietra, Vision, anzi alla Veneta Editore, che racchiude 5 itinerari insoliti della città, ma soprattutto è insolito lo sguardo. Vale a dire uno sguardo dall'alto, ma uno può dire, magari ci ha già pensato qualcuno a fare le foto dall'alto di Venezia, ma qua l'obiettivo è preciso ed è fare scoprire le statue che sono appunto lontane, insomma, dalla pavimentazione, le statue che sono sopra le chiese, per intenderci. Un patrimonio museale incredibile che pochi, credo, possano conoscere. Sicuramente questo libro è un ausilio importante per avvicinarsi ad un'ulteriore ricchezza della città lagunare. Quindi assolutamente complimenti anche per il progetto, che nasce da quale esperienza? L'idea è nata perché ad un certo punto, girando per Venezia, c'erano sempre queste statue in alto e ho detto a un certo punto: andiamo a vedere cosa vedono i signori di sopra. E allora, durante il lockdown, che è stato un momento abbastanza difficile, sono riuscito a ottenere i permessi per fotogiornalismo e ho cominciato a girare la città e a fotografare le statue e cercare di catturare i loro sguardi, capire cosa vedevano loro. È un patrimonio immenso. A Venezia saranno almeno diverse centinaia di statue e mai nessuno le ha viste, perché si passa velocemente per andare in Piazza San Marco per farsi un selfie. E allora io ho detto: cerchiamo di rallentare. Venezia è una città lenta, benissimo, eccoci qua. Rallentiamo e cominciamo a guardarci intorno. Ed è venuto fuori questo progetto qua. Anche perché, ammesso che, come si diceva, qualcuno abbia il tempo per alzare gli occhi al cielo e guardare le statue, comunque le si vede da lontano. Questo libro invece permette di vederle in primo piano. Il gioco creativo del libro è quello di dire: vediamo lo sguardo delle statue sulla città, ma anche lo sguardo nostro rispetto a statue che altrimenti non potremmo vedere. Sì, è sicuramente uno sguardo inedito, perché se non si è un restauratore o qualcuno che ha messo un trabattello certo, davanti di 30 metri davanti a una chiesa, difficilmente riesce a catturare cosa vede una Madonna piuttosto che un Redentore. Con la tecnologia del drone, che finalmente ha una normativa usabile, sono riuscito a vedere cosa vedono loro, a mettermi a tu per tu vis-à-vis con questi monumenti bellissimi, tra parentesi, perché tante volte si vede solo il profilo ma non si capiscono che occhi hanno, i capelli, i vestiti. È veramente opere pregevoli di anche autori molto famosi. Allora, con le moderne tecnologie tutti possiamo fare delle fotografie, poi la differenza fra un professionista e me è evidente. Come si riesce a trasferire la professionalità del fotografo attraverso uno strumento come il drone? Allora, bisogna un po' dividere il cervello, perché da una parte hai la concentrazione del volo, che è la parte più importante. C'è comunque un oggetto che vola e quindi bisogna porre moltissima attenzione, e sullo schermo hai tutti i riferimenti di volo, la vicinanza all'oggetto, l'altezza e quant'altro. Dall'altra però devi cercare l'inquadratura, che non è così semplice, perché normalmente uno prende una macchina fotografica, guarda attraverso l'oculare e solamente con l'occhio attraverso l'oculare vede la sua fotografia, si avvicina, si allontana, si sposta un pochino. Lì devi fare la stessa cosa concentrandosi solamente su un monitor da 7 pollici e quindi diciamo la difficoltà è proprio l'inquadratura e capire quale sia il momento giusto, perché tu sei a 30-40 metri di distanza e il drone è in alto e si può solo immaginare che cosa
si potrà fotografare, perché normalmente uno va sopra un campanile, guarda il panorama, dice ah che bello, prende la macchina fotografica, ha già un'inquadratura in testa, clic e fa la foto. Lì devi pensare cosa vedrò dall'alto, probabilmente avrò questa visione, vai su col drone, ne hai un'altra naturalmente, e allora devi giocare con l'astuzia e con la capacità per trovare la posizione giusta, l'inquadratura giusta e la luce giusta quando si può. Ecco, ma come conciliare la professionalità del fotografo con la professionalità del pilota? Perché in quel momento bisogna sia trovare l'inquadratura ma anche stare attenti, insomma bisogna guidare l'apparecchio. Allora, in queste condizioni qua io mi sono sempre fatto aiutare da una persona, un osservatore, perché ci deve essere sempre una persona che guarda il drone. Allora io quando inquadro ho una persona a fianco che mi dice se si sposta, se c'è un colpo di vento, se c'è qualcosa di diverso che io non percepisco. Un aiuto pilota. Sì, perché su tutte le scuole che abbiamo fatto, ogni scuola ci ha inculcato la sicurezza. Cioè, prima cosa del drone quando si vola è la sicurezza, la seconda la sicurezza, la terza è la sicurezza. E quindi con questa direzione bisogna giustamente fare attenzione a tutto quello che ci circonda. Ma quindi Marco Sabadin non era solo fotografo, era anche il pilota? Io sono pilota di drone dal 2014 e ho fatto un po' di esperienza in giro per il Veneto facendo diverse cose. Non avevo mai volato a Venezia perché i permessi sono molto difficili da ottenere, giustamente perché c'è troppa gente sotto. Con il lockdown non c'era nessuno, hanno aperto qualche finestra e sono riuscito a ottenere i permessi per poter volare. E l'emozione di riuscire a volare in Piazza San Marco nella mia città è stata unica, quasi come quando sono andato a prendere il libro in tipografia e me lo sono guardato per la prima volta. È stato difficile ottenere i permessi? Non è difficile, basta che ci sia la pubblica utilità. Cioè, se io voglio volare in Piazza San Marco perché per diletto, assolutamente non è possibile. Se invece ho uno scopo, cioè io ho volato per il Corriere del Veneto, ho volato per giornali nazionali, ho volato per agenzie internazionali e quindi avevo bisogno di documentare e per questo motivo mi hanno dato i permessi. Finora abbiamo parlato delle caratteristiche tecniche di queste fotografie, però quello che fa un'opera d'arte è l'empatia, e vale anche per le fotografie naturalmente, la differenza sta là. Si riesce a trasferire questa empatia in un mezzo ulteriormente meccanico oltre alla macchina fotografica? Beh, si prova e comunque sotto al drone c'è una macchina fotografica e quindi quell'occhio serve per vedere anche un po' la direzione del drone, anche se il tuo occhio deve essere sempre sull'oggetto che vola, ma in ogni caso hai comunque uno schermo che è una macchina fotografica. Certo, ma mi viene da pensare che possa nascere una professionalità nuova, nel senso che il fotografo da terra mi pare alla fin fine sia più semplice che fare il fotografo da un drone, perché bisogna mettere insieme due cose. Diciamo, per far bene le cose ci vuole comunque professionalità. Assolutamente. E un fotografo che fa bene il proprio mestiere a terra, se ha le capacità volatorie, può farlo bene anche con un drone. Abbiamo parlato prima della emozione di volare sopra Piazza San Marco per un veneziano. Qual è stata però la statua che Marco Sabadin ha scoperto e che più lo ha impressionato? Dice, ma caspita, non immaginavo. Allora, te ne dico due. Allora, la prima è l'angelo di San Marco, sul campanile di San Marco, è d'oro, è a 100 metri d'altezza, è sempre fotografato con dei tele molto spinti e finalmente arrivo su ed è là, di fronte a me come a 2 metri di distanza. Quella è stata la prima grossa emozione. La seconda che mi ha stupito moltissimo è stata la Madonna della Salute. La Madonna della Salute è una statua che è
molto in alto e quindi ha il collo molto allungato per far vedere la faccia. E quindi andare in alto e vedere questa Madonna in una posizione poco consona, che siamo poco abituati, dopo i vari tecnici, i vari esperti d'arte mi hanno spiegato che i monumenti in alto devono avere una prospettiva completamente diversa dalla prospettiva che deve avere una statua che si vede a terra, perché devono avere le braccia più grandi, i piedi più piccoli, la testa più grande, in maniera che la proporzione devono essere proni verso in avanti, perché se no non si vede la faccia. Sono le cose che si leggono nei libri d'arte, ma in questo caso vederle dal vivo immagino sia stupefacente. Sì, quando si fa una cosa del genere si imparano un po' di cose e quindi è anche divertente imparare cose nuove. Sono nate prima le fotografie degli itinerari? Sì, sono nate prima le fotografie perché il libro è nato grazie a diversi lavori che ho eseguito e quindi io potevo volare solamente nelle zone in cui avevo chiesto il permesso. Quando ho avuto il prodotto in mano, Sandro Galante, che è il grafico che ha curato l'immagine del libro, ha detto ci vuole, per fare questo libro qua ci vogliono degli itinerari. Allora abbiamo preso le fotografie, siamo partiti da San Simeon Piccolo, inizio Canal Grande, San Simeon Piccolo, Scalzi, abbiamo proseguito per tutta Venezia e alla fine l'ultima fotografia è San Giorgio che si vede al Canal Grande, la chiusura del Canal Grande, praticamente la storia di Venezia. Per concludere, ricordando che il libro si avvale anche dei testi di Gian Domenico Romanelli, già direttore dei musei civici della città, ecco, per concludere, il più è stato fatto, cioè il libro c'è. Adesso in qualche maniera voi affidate questo libro alla città, perché l'obiettivo sarebbe ad esempio quello di una mostra. Sì, allora, visti i momenti difficili siamo diventati anche editori e stiamo cercando di distribuirlo attraverso i nostri canali, eccetera. E l'idea è di fare una mostra, sarebbe quella di fare una mostra, trovare qualcuno che sponsorizzi questa cosa qua, su un luogo abbastanza importante, e poi a fine mostra mettere all'asta i pannelli per il restauro di una, due statue di quello che il comitato privato o l'ente no profit decide di fare, naturalmente in accordo con il comune, con la diocesi o qualcos'altro. In bocca al lupo. Grazie. Speriamo che la città raccolga l'invito. Allora, questo è il libro innanzitutto, da conoscere sicuramente, perché ripeto, è uno sguardo della città inconsueto. Pare impossibile riuscire a dire qualcosa di nuovo su Venezia, ma invece Marco Sabadin ci riesce con questo libro, Sguardi di pietra, testi di Gian Domenico Romanelli, Vision, la casa editrice. Grazie. Grazie a te. A voi, alla prossima.